Con il voto alla Camera si è sancita l'uscita dal gruppo parlamentare 5 Stelle di 2 dei 3 eletti nell'area metropolitana, Arianna Spessotto e Alvise Maniero. Noi abbiamo preso degli impegni, milioni di persone hanno votato contro una linea politica che non fosse taglia e svendi per uscire dalla crisi e Draghi rappresenta questo, la garanzia che si voglia approvare questo. Non subito, ma tra un po', quando l'epidemia sarà scemata. Io non posso votare contro il mio paese su ordine di nessuno, tantomeno su minaccia di Vito Crimi. Un esito in qualche modo annunciato proprio alla vigilia del voto di fiducia, quando con un post su Facebook Maniero commentava: avevo già ribadito che voterò no. Per carità, poterlo anche fare contro le irreversibili minacce di Crimi è un valore aggiunto, lo riconosco, ma non serviva davvero scomodarsi tanto con gli incentivi. Tantissimi ci avevano creduto, non ci credono più. Guardate i commenti sotto il post dell'espulsione fatto da Vito Crimi, insomma, penso siano purtroppo abbastanza espliciti. Io gli porto anche la mia solidarietà, però ha lui la responsabilità di questi errori. Un voto di coerenza con se stesso e gli elettori. Bisogna fare di necessità virtù, ma questo non vuol dire governare in appoggio all'austerità europea con partiti da Forza Italia fino a Liberi ed Uguali. Che maggioranza è? È evidente che è un commissariamento italiano, è una troica italiana, lo sappiamo, nessuno dirà a Draghi cosa fare. Stessa sorte per Arianna Spessotto, deputata sandonatese al secondo mandato alla Camera. Io l'ho sempre stimata moltissimo ed è una delle tante colleghe e colleghi coraggiosi, non perché gli altri non lo siano, ci mancherebbe, ma che su questo non ha potuto scendere a compromessi. Lei c'è stata, è venuta, ha votato no e io non posso camminarla ancora di più. Una grande rappresentante veneta. La coerenza di Maniero si era vista tempo fa, quando con il suo no al MES gli fu ritirata la presidenza della delegazione italiana all'Assemblea del Consiglio d'Europa. C'è chi, scusate il modo di dire, ma venderebbe la sorella per avere una poltrona. Io ho rinunciato volentieri alla mia, ho lasciato che mi cacciassero dalla presidenza della delegazione appunto che presiedevo, ma pur di mantenere la barra dritta su quello, il no alla riforma del MES. Alvise Maniero, da sindaco di Mira, poi al Parlamento, ora che cosa ha intenzione di fare? Ahimè, la legislatura è ancora in piedi, quindi io tuttora sono un parlamentare della Repubblica. Pochi minuti fa sono stato cacciato dal gruppo parlamentare. Io andrò anche a verificare se, ripeto, legalmente questo è stato fatto nel modo corretto, ma io mantengo il mio impegno, quelle battaglie le porto avanti e finché io avrò quel seggio e sarò lì a portare quelle istanze non mollerò un passo.